bella giornata, secondo me sento un rimbombo, scusate, Venditti non verrà mai più qua. No, mai più perché non verrà mai più. Non gli ha detto bene. Mai più, ci è dispiaciuto molto, no? Sportivamente ci è dispiaciuto molto, possiamo dire la nostra, Roma è stata molto sfortunata, mentre loro hanno avuto molto fortuna. No, senza togliere nulla al gran gol che ha fatto quel fenomeno lì, che si è alzato 3 metri da terra, è rimasto un po' in aria, ha detto che faccio, segno, e poi è andato avanti. Quindi, complimenti per la Roma, secondo me, adesso non voglio dire, però al ritorno dirà la sua. Chi? Scommetti? La Roma? Sì. Complimenti anche a Spalletti, complimenti soprattutto per il dopo partita, cioè nel senso per le interviste che ha fatto, perché solo uno come lui incassa un 2-0 nella maniera in cui lo fa da perfetto signore qual è, quindi un grande applauso al grande Spalletti. Vabbè, bisogna dirle le cose, bisogna dirle. Sento sempre un rimbombo molto scusate, facciamo delle prove, c'è molto rimbombo nelle cuffie, lo sentiamo, è vero. Ecco, adesso un po' di meno, e quindi con tanto di rimbombo che vi presentiamo, eccolo là, Enrico Cremonesi. Buongiorno Enrico, non frega niente, non vedo l'ora di suonare. Eccoci. Grazie, siete stati molto bravi, gli Earth, Wind & Fire erano questi? No, i ricchi e poveri. Ti immagini? Un grande successo di ricchi e poveri. La cosa che mi ha colpito di questo pezzo, a parte la bravura come sempre dei nostri musicisti che abbiamo, ma tu il Getaway che cantavi tu, me lo puoi fare solo col pianoforte in assolo? Getaway! Vai l'altro. Getaway! Sei bravissimo, grazie. Sai che sei stato scelto perché come mascotte di peluche per l'Expo? Davvero? Quale Expo? C'è un piccolo Cremonesi in Cremonesi peloso. Senti, vogliamo salutare dei nostri amici che oggi sono qua, e sono Sharon, Danny, Chiara e Maria con la Y. Chi è Maria con la Y? Sei tu? Maria con la Y, sono accompagnati da, vediamo, scritte da Roberto Nadia o Naida, come nome è? Niada, no? Non ne ho beccato uno. Niada, non ho beccato. Avevi 5 vocali. Ma io alla scuola me lo ricordo Niada. Ti ricordi Niada in per consulta? È vero, è lui. Dobbiamo farci due risate. Allora, Roberto Niadain per consutra fra è di un'associazione che si chiama Magica Cleme. Che cosa fa Magica Cleme? Noi portiamo i bambini che sono malati di leucemia a divertirsi, e quindi siamo qua. Hai detto niente, ragazzi, hai detto niente. Bene. Hai detto speriamo di farli divertire ora. Ma sì, anzi, diciamo dove sono. Qui abbiamo 4 bambini che oggi stanno bene, e quindi tutto questo anche grazie a un sorriso, ora che voi abbiate scelto noi, questo per farli ridere i bambini in generale, no? Soprattutto quando però vedi, lei ha riso, guarda, ma dimmi la verità, tu ti chiami Maria, quella con la Y, guarda quell'omino dietro il che sembra una Y. Aspetta, scusa, guarda cosa fa per farti ridere, perché lui è bravissimo a fare una cosa e ora la farà lì dietro il pianoforte. Signore e signori, Enrico Cremonesi nella interpretazione del macaco. Era adesso il macaco che imita Enrico Cremonesi. Questo è il macaco che imita me. Grazie veramente voi, speriamo veramente oggi, però vedo già le prime lacrime di gioia qua per il macaco, vero? Sì. Allora, Cremonesi, in questa puntata ma ho sentito un'imitazione di un mandrillo male. Sasà, tieniti pronto perché se no il permesso di soggiorno. Dov'è Sasà? Non c'è oggi. E chi è tornato in Abissinia. Sasà. Non c'è. No, in quella zona lì. Ecco. Cerca di seguire sto rumore, vedi da dove arriva. C'è un barboncino da fare. Chi è? Salve. Dopo, sei tu? quando gli viene. Ma sei tu che emetti questi suoni? Allora, avvicina il microfono, te lo faccio venire subito. Sì. Macaco? Tocca a te, fai ridere il signore Renato. Fantastico. Niente, ancora non non ce n'è.
Bisogna inventarsi allora, qualcosa. arrampicati, fai Mangia una banana. Beh, se mi dà la banana mi arrampico, se no no. Se ne parla di... Vabbè. Allora volevamo ricordare che su YouTube, che sarebbe lo YouTube del mio sito, YouTube si chiama Siciliano, potete vedere i genitori di Cremonesi e Sasà. Cioè, siccome ieri abbiamo menzionato che i genitori di Cremonesi, e poi noi diciamo sempre Sasà, che è il nostro microfonista che oggi non c'è, e diciamo sempre che ha il permesso di soggiorno appeso a un filo, li potrete vedere. Il filo si è rotto, infatti. Cosa? È tornato, il filo si è rotto e non c'è, vedi? Scusa, c'è una cosa. Cosa c'è? Scusate, sentirete un rumore che non c'entra nulla. Sì, vabbè, ok. Ok, basta, tutto a posto. Volevi Vogliamo dire? cominciare subito, Sì, ragazzi? dai, ok. Ah, non abbiamo detto l'ospite di oggi. Vabbè, ragazzi. ospite, ora Ragazzi, è un parente, lo sì, conosciamo quasi da un un sacco parente, di tempo. ancora deve arrivare, un bravo ragazzo. Sì, bravo sì. ragazzo. Io gli ammazzerei il sarto, però. Sì, quello che anch'io gli fai i sparerei vestiti, al sarto. i vestiti che gli fa. Anche il dietologo sparerei. Certe volte si mette... Ma non c'è ora, dunque delle volte possiamo si dire mette quello dei che vogliamo. vestiti che sembra una caramella, tutti sì, sono vestiti di scena, perché poi nella vita reale è peggio. Però diciamo subito di chi stiamo parlando, perché magari sente queste cose e non viene più. Paolo Belli, esatto. Che arriverà tra poco. Io su Paolo Belli, prima di cominciare, devo dire una cosa, e prima che arrivi lui, perché sennò poi sembra che noi ci facciamo i complimenti a vicenda, tra artisti non va bene. Io ho sempre apprezzato Paolo Belli così, no? Intanto da amico, che lo conosco da un sacco di tempo, abbiamo fatto una delle prime cose insieme, io intervistavo i ladri di biciclette a DJ Television, eravamo tutti agli inizi così, e l'ho sempre visto in TV, ma non l'avevo visto mai dal vivo. Bene, abbiamo fatto uno spettacolo insieme dove Paolo Belli ha fatto mezz'oretta di show e devo dire sono rimasto impressionato. Questo per dirvi che quando vedrete qualche manifesto con scritto stasera Paolo Belli, andateci, perché vi farà morire anche da ridere, che fa anche ridere senza dire nulla, lui esce, la gente ride. Quindi tanto oggi sono molto simpatico. Consentitemi un saluto a mia moglie, che in questo momento è sotto Rochefield. Sotto? Chi è Rochefield? È una medicina, cretino. Ma sei scemo? Ho detto, guarda, mia moglie sente e dice: ma che fai, le battute che sto facendo? Ho detto è sotto Rochefield, dopo 5 giorni di tutti dicevano un maggiordomo inglese. È l'influenza. Susanna, scusa, perché in questo momento sai cosa ha detto Susanna? Alla voce così, ha detto stronzo, appunto l'ho sentita. Allora è sotto Roche perché da 5 giorni ormai è l'influenza, ma no, guarda, non mettere nulla, perché tanto è l'influenza così come viene, se ne va. L'influenza di mia moglie si è fatta una tendina canadese e sta lì dentro mia moglie. L'influenza, dico. Certo. E allora bisognava agire, arrivava il medico e ha detto: qui bisogna picchiare duro di Rochefield. Il Rochefield è un antibiotico, speriamo, ad ampio spettro, per cui arriva l'antibiotico con lenzuolo sopra. Vabbè, va bene. Oggi sono in forma. Sì. Ok, ciao Susi, vedrai che stasera andrà tutto bene. Allora, vogliamo cominciare? No, musica. Sì, musica, dai. E io metterei, sai cosa? Una cosa allegra, la canzone di ieri di Adamo sulla morte. Sì, e quanto di meglio ci vuole per sconfiggere e per esorcizzare. Certo. Ah, non c'è, Lolli sta impazzendo, non ce l'hai? Da dove te la mando? Adamo, dall'altro mondo te la mandano? Vabbè, allora mettiamo i fratelli Calafuria. Vai, fratelli Calafuria. Meglio. Paolo Belli che sei in macchina. Ascolta questo pezzo.
nostro Ivo di Catania. Qua è bellissimo. Sì. Qui solitamente Cremonesi mixa sempre qualcosa. Se mi fai i kiss t'ammazzo. Vediamo cosa riesce a mixare, improvvisa. E anche Black Band. Sì, ehi! Il macaco oggi è in forma, ragazzi, sì, formissima. Oggi sai che dobbiamo mettere vicino al pianoforte una bella palmetta e lui così si aggrappa ogni tanto. Così c'è bisogno che va in bagno, basta alza la gambina e lui è lì tranquillo, sereno. Abbiamo notizie da Nela Santanché, conoscete tutti che dichiara: mi sono rifatta il seno. Ma va? Il naso, gli zigomi e le natiche replicano, a noi non ci nomina mai. È una battuta, è una battuta. La signora Daniela ci scuserà. Sì. Volevo un appello per Giovanotti. Giovanotti The Man. Giovanotti, mi senti? Perché lui sente ogni giorno la radio. E questo te lo dico. Vuoi che te lo dimostri? Sì. Vuoi che te lo dimostri? Vai. Lorenzo, chiamaci. Va bene, ok. Ora sai il numero della diretta? Chiamaci. Che numero è? Sì, diamolo in diretta. Così chiamano tutti. 8011-906, il numero verde. Giovanotti chiama il numero verde. Non ce n'è ora un che altro. tu l'hai detto, tutti dai, chiamiamo, facciamo finta di Giovanotti. Lo so. Vabbè, provaci Lorenzo, così dimostri che ci ascolti. Chiamalo al cellulare. Volevano solo dirti, Lorenzo, che il tuo manifesto, oltre dello spettacolo che farai a Roma, oltre ad essere stato coperto da Storace, oggi a sua volta è stato coperto da uno o una che si chiama Mezza Capa dell'UDC. Chi è Mezza Capa? Lo conoscete? Cassini conosce Mezza Capa? Cassini lo conosce. Chi è? Peppino. Dimmi chi è Mezza Capa. È un personaggio di Totò e Peppino. Hai capito. Quindi sappi che il tuo manifesto lo coprono, sempre si coprono, però è rimasto Otti, si vede. Esatto. Giovanotti è rimasto venuto fuori Otti. Mezza Capotti. Esatto. Pronto, chi è? Sento uno squillo, tu non hai sentito? Era solo in cuffia da mera, pensa incredibile. Tu hai sentito solo il secondo. Sì, esatto. Lo so, il terzo. Ora vediamo che arriva il quarto, guarda. Sentiamo? Hai visto? Vedi? Sai che sono un veggente? Scommetto che ne arriva un altro. Sì, vai. Ecco. Ma pensa te, Allora, vediamo se è il solito omino che ci chiama ogni giorno, che fa finta di essere... Pronto, buongiorno, parlo con la Casa del Popolo? Non cominci. Sono Walter, il vostro condottiero, come va, compagni? Ma che compagni? Cosa dice? Avanti popolo, compagni! Dai, bravi, facciamo finta di non essere più compagni in pubblico ma dentro, bravi, così mi piace, sul cuore, abbiamo ancora i baffi come Stalin, incredibile, Ecco. Sono il compagno Veltroni, come state? Ma di fare queste scene in radio, per favore. Siete la radio? Ma va? Non siete la Casa del Popolo? No. Allora io, Walter Veltroni, sto violando la par condicio? Sì. Io, Walter Veltroni, sto tradendo gli italiani? Beh, sì. Io, Walter Veltroni, sto facendomi beffe della democrazia! Per favore, non faccia il buffone. Ma mi viene naturale, sono Walter Veltroni. Ma lei non è Walter Veltroni, Ma dai. come no? Ma lei. certo che sono Walter, non si vede? Non si sente, soprattutto, senti qua, guarda, Veltroni. È uguale. E lo dimostra il fatto che sono qui, io, Walter Veltroni, a violare la par condicio, mentre il mio avversario, quell'omino tanto rispettoso delle regole, sarà in qualche scuola a fare una campagna elettorale democratica, sarà in qualche fabbrica a lavorare insieme ai poveri operai, a farli ridere con qualche barzelletta meravigliosa delle sue. Alla sa quella del carabiniere che dice: appuntato, guardi se funziona la freccia, e l'altro risponde: adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no. Le fa ridere? No, proprio no. Per forza, sono Walter Veltroni e non so raccontare le barzellette, anzi, faccio proprio schifo a raccontarle.
Adesso non esageri, per favore, non offendi. Esatto, io Walter Veltroni sono offensivo e lo sono verso me stesso. Certo. Pensa quanto sono poco furbo. Uno che offende se stesso offenderà facilmente anche te. Ecco. Quindi il 13 e il 14 aprile devi scegliere tra l'offesa e la libertà. Certo. E se sei più furbo di me, che sono Walter Veltroni e mi offendo da solo, sai già cosa scegliere. Basta. Libertà! Basta. Siamo in testa! Basta. Siamo in testa! Ma non si fa però. Ogni volta ci prova. No, non si fa. La canzone di Adamo mi dicono che è pronta. Ripetiamo la notizia per chi non sapesse. C'è un motivo per cui abbiamo fatto questa canzone. Sì. Cioè, anzi, ha fatto Adamo è diventato in Belgio testimonial delle pompe funebri. Esattamente, Esatto. delle pompe funebri belghe? Belga. Il plurale di Belghe? Belgi? Belge. Com'è? Il femminile plurale? Belghe. Belghe? Belge? Belghe, sembra milanese. Belghe. Vabbè, Pompe quello che funebri. è. Ci hanno mandato il testo della pubblicità che Adamo fa in Belgio e ve la facciamo sentire. Si intitola La morte. Vai. Così ora. Se un giorno pensi di cremarti, ho già un'offerta qui per te. È la sua pubblicità questa. Un'urna in lega di titanio, ci state dentro almeno in 3. Paolo Belli da solo, secondo me. La morte mi fa impazzire. Notate cosa suonano i fiati. Mi fa arricchire. Se invece tu non vuoi cremarti, vuoi trapassare tutto intero. Ecco la casa in palissandro, con il damasco tutto. Dopo un attimo, mi ha chiamato Giovanotti, perché vedo una chiam senza risp. Sarà lui. C'è scritto chiam senza risp. Aspetta un attimo, voglio fare un esperimento senza bisogno di fare. Provare a chiamarlo tu? No, sì, col cellulare, proprio io faccio Lorenzo. Sentiamo, se si sente. Sì, se fate silenzio forse sì. Lorenzo! Mi senti? Voi sentite, eh? Bene. Allora sei col viva voce del mio cellulare appoggiato al microfono. Fantastico, è la prima volta che succede questa cosa. No, non penso, l'avranno già fatto forse. Qualcuno sì, quando non c'erano i telefoni. Tra l'altro è ancora un esperimento ancora più ardito, perché ti sento anche un po' in ritardo dalla radio. Hai visto? Stava Quindi, sentendo. però aspetta che devo mettere, se no non capisco. Aspetta, sposto, Spostati, perché noi, tu lo sai, ascoltiamo l'ora di pranzo tutti i giorni. E vedi che bello, come si faceva una volta, invece di accendere la televisione, si sentiva la radio. Abbiamo la TV in cucina, abbiamo deciso questa cosa un po' antica, però così la E salutare, perché se no in cucina non si parla, capito? In cucina poi stai lì. Non si parla, allora poi io ce l'avevo quando ero bambino, c'era la TV in cucina, però si guardava solo il telegiornale, poi si spengeva, si guardavano i titoli. Adesso siccome la TV c'ha troppa roba, certo. per guardare Mi dicono che si sente male? Si sente male? No, si sente bene. No, qui il pubblico solo Marina Mancini non sente. in studio e anche quello da casa, e verrò lì in studio presto, Ah, facciamo un Giovanotti Day allora, dai. Lo facciamo, potrebbe essere l'11, va bene, l'11... L'11 aprile? L'11 aprile ti va bene, c'è qualcuno? No, fai il promo, così lo registro e poi lo mando in onda. Vai. 3, 2, 1, via. Lorenzo, canta Lorenzo. Aspetta che lo rifacciamo. Beh, è bellissima questa. Aspetta. Vai. Lorenzo canta Giovanotti, l'11 aprile su Radio 2, a Viva Radio 2. Grande! Grazie. Lorenzo Giovanotti! Ciao, io ti controllo sempre i manifesti, ogni volta che te lo coprono. Se non ci fossi tu che mi dici queste cose, quelli che organizzano il tour non me lo dicono, se no mi arrabbio, no? Allora non me lo dicono, lo devo sentire, lo dici tu alla radio, però è così, sotto elezioni l'unico, non mi copre nessuno, guarda, l'unico che non si permette è Walter,
Walter Veltroni, devo dire. Vedi l'unico. Vedi, Questo è un po' propaganda. Però l'ha detto lui. Mi fa piacere in realtà, perché la gente in questo momento, guardando i manifesti delle elezioni, naturalmente se vede che sotto un manifesto di Storace c'è il mio manifesto, naturalmente in qualche modo Storace mi fa una pubblicità indiretta, capisci? Sì, però si vede, guarda, ti ho detto, si vede solo Otti. Tra l'altro, vedrai che adesso, se fa la campagna pubblicitaria, Bertinotti metterà il manifesto con scritto solo Bertin. Otti, esatto. Lorenzo, ci vediamo l'11 allora. Berluscotti, ciao ragazzi! Ciao! Cioè, Berluscotti non è male. Ciao Lorenzo! Oh, incredibile! Prima volta ragazzi, pensa quando andrà sul palco a cantare e ci sarà Storace che fa un comizio al posto suo. Ma che bello. Senti, di Paolo Belli avete notizie? Vedete? Allora mi chiamate le rosticcerie della zona e mi dite se è passato da lì. Non ci passa dalle porte della RAI, è quello il problema, capito? Scusate, oggi qui arrivano tutti i giornali radio, sfogliavo il noto settimanale Cui, in siciliano chi? Sì. La versione sicura è Cufu, diretto magistralmente da come si chiama? Arnaldo Signorini, che noi salutiamo. Sì. Alfonso. Arnaldo dicevo, vabbè. Alfonso, era Alfonso. Sì. Alfonso, scusa un attimo. Sì, Alfonso Signorini, sfogliamo e c'è un pezzo delle foto rubate. L'abbiamo vista. Rubate di Antonio Cassano con la sua nuova fidanzata, che amoreggia per le vie di Genova con la sua nuova fidanzata Carolina, una giocatrice di pallanuoto, 17 anni. Non possiamo non sentire Cassano e i suoi cugini Cassonetti. Sì, questa nuova ragazza, 17 anni, pallanuotista, Carolina, molto carina, abbiamo visto. Sento che squilla il telefono. Pronto Antonio? Allora, ehi, sto parlando. Ho capito. Stavo sentendo la radio. Stavo sentendo la radio, però che cosa stavo facendo? Sentendo la radio! Questi sono i cugini Cassonetti. Dai. Allora. Mi prendo i miei tempi. Prenditi i tuoi tempi, dai. No. Perché prima che devo dire quello che sto per dirci voglio pensare bene. Ok, sentiamo. Avete mai sentito nominare quella parola che si chiama privacy? No, guarda che si dice privacy, la I si pronuncia I. Ah, davvero? Sì. Si pronuncia I, sì. La I? Allora sai che ti dico? Che tu sei un imbecille. Ecco. Non fare il permaloso, dai, c'è sul giornale sta notizia, c'è scritto anche che per festeggiare questo mese di fidanzamento le hai mandato 500 rose. Baldini, è stato uno sbaglio! Ma perché, scusa, una volta tanto che fai un gesto carino? È una idiota totale. Ecco, vabbè. Com'è? Idiota! Certo. Da adesso tutte le I le chiamiamo AI. Vabbè. Sei veramente... Allora, hai sbagliato, ho sbagliato io, Ho sbagliato, perché se io per il primo compimese gli ho regalato 500 rose, per il primo anniversario di un anno gli devo comprare minimo un vivaio di 6 ettari. Certo. E per il suo compleanno ci devo regalare l'Amazzonia, il parco di Yellowstone di altri 2 territori asciutti. Vabbè, senti, raccontaci di questa tua nuova esperienza con lei, com'è andata? Com'è? Mi fanno l'eco. Un'esperienza, una felicità così non la sentivo da quando provai il primo motorino truccato impennando per Bari Vecchia. Certo, la gioventù, il motorino, ai 14 anni. Baldini, io tenevo 9 anni e guidavo da 3. Vabbè. Però hai ragione, la prima volta non ti scorda mai. Come il tuo primo gol. Chi se ne fotte del gol? Io sto parlando del mio primo autovelox con la Ferrari. Sì? Per farmi fotografare del mio profilo migliore feci un destacuda davanti alla cabina dell'autovelox. Certo. Queste sono foto indimenticabili, voglio. Beh, però anche queste foto con la tua nuova fidanzata sono romantiche, Sai, Baldini, insieme a lei sto facendo tante nuove esperienze. Appunto. L'ho accompagnata all'allenamento. Io non avevo mai visto un allenamento di pallanuoto. Incredibile. Poi l'ho accompagnata a scuola. Non avevo mai visto una scuola. Vabbè, adesso non quello sappiamo. Senti, prima di andare via e di salutarci, ridono. I Cassonetti ridono. Prima di certo, è comico. Come so io?
E anche? Brava. E poi? E dopo? Mi suggerisci però. Poi le cose spontanee sono sempre le più belle. Certo. Vuoi Vuoi dirci qualcosa sulla partita di ieri della Roma? Sì, prima di chi avete ospite l'arancino coi piedi oggi? Sì, Paolo Belli, lo conosci allora? Ho capito. Sentite parlare? Sì. Dicevo, vuoi dire qualcosa sulla Roma, sulla partita di ieri? Ah no, non ce l'ha. Solo l'arancino. Ah, solo l'arancino senza piedi. No, dice. La Roma. Ma tu lo sai. Adesso non voglio sembrare. Però quando siamo le squadre italiane in Coppa. Noi dobbiamo fare il tifo. Perciò sono molto triste. Vabbè, sei triste. Sono davvero addolorata. No. Sia io che i miei cugini. Basta. Ma non vi preoccupate, anche se la Roma ieri insomma ha preso il primo gol da Cristiano Ronaldo, il secondo gol da Rooney. Sì. A ritorno le cose si possono ribaltare. Bravo. Prima segna Rooney e dopo Ronaldo. Ciao. Tu e quelle vipere dei cassonetti. Radio Promozione! Vai. No, sentiamo la radiopromozione, è così bella. Rieccoci, viva Radio 2, tra poco ospite Paolo Belli alias l'Arancino. Senti, allora, il 14 aprile, il 13 e il 14 aprile, proprio quel giorno lì, che è un lunedì, credo. 14? Sì. Noi faremo Viva Radio 2 e ci sarà uno speciale, è una giornata proprio che vogliamo dedicare a un artista italiano per i suoi 50 anni di carriera. Hai capito? E indovina chi è? Little Tony, a cui va un applauso, 50 anni di carriera, noi ci teniamo, proprio l'abbiamo voluto, lui adesso girerà, lo vedrete in tante trasmissioni, stasera sarà Striscia la Notizia, poi andrà a, non so, quelli che il calcio, andrà a Domenica In da Pippo Baudo, e quindi, però devi venire anche da noi, quindi preparati tutto il repertorio Cremonesi, Macaco, il repertorio di Little Tony. Certo, di Little Tony. Dalla spada nel cuore in poi. Tra l'altro invece il 15 aprile e invece poi festeggeremo i 100 anni di carriera di Andreotti. Va anche festeggiato anche lui. E i 100 kg di Paolo Belli. No, guarda che è magro ultimamente, l'ho visto. Sì, è dimagrito, è vero. No, è molto dimagrito, l'ho visto io, veramente. È dimagrito di 4 kg, ha schiacciato un brufolo. Vedi? È una... Senti, tanto vogliamo, allora noi poi sentirete i promo, però facciamo un omaggio a Little, dai. C'è la canzone che mi piace a me in assoluto di Little Tony è Riderà, scusate, io quando c'è Riderà, un po' di reverbero Zucca, sa, bello così. Eccolo. Però non mi hanno portato la lente di ingrandimento purtroppo. Sto facendo vedere il testo di Riderà. Commentalo. Mi odierà tutta la vita. Commentalo, dai. È scritto in cirillico, è scritto. Cioè io con i microscopi non lo leggerei. Figurati lui che è una talpa. Allora, vai, prova. Levo gli occhiali. Sì, pure. Dai. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Lo leggi, che bello. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Grande Little Tony! Non farò niente per riportarla da me. Riderà, tu farà ridere perché riderà. Troppo insieme a me, versione francese. Riderà, tu falla ridere perché riderà, pianto troppo. Questa la potrete vedere sul sito, andate domani, credo lo metteremo perché su YouTube ha fatto una tonalità altoatesina. Facciamo in francese, lo devi fare in francese. Ha pianto troppo insieme a te. Ecco. Grande Little Tony, 14 aprile,
special su Little Tony. Siamo quasi pronti, l'orario è quello dell'ospite, le 14:15, ma prima dell'ospitone i programmi della serata, i programmi della serata, e poi arriverà il grande Paolo Belli. Come definire Paolo Belli? Uno showman, un uomo, un intrattenitore, un musicista, un cantante. Pallone da basket. No, io farei più da rugby. È uguale. Tanto non ci può sentire. Lo so. Dunque, allora, signore e signori, dai. Sì. Buonasera. Ecco. E stasera su Rete 4 alle 21:10 l'ultima alba. Con quella spremuta di maschio di Bruce Willis, che alla fine a forza di schiaffi salverà tutti con l'elicottero. Signorina, ma non deve dire i finali, se no la gente cosa li guarda? Su Animal Planet. Animal Planet, vabbè. Alle 22 Distretto Animali. Sì. È la riproduzione del capriolo. Ma chi se ne frega del capriolo? Ma legga la Rai 1. Su Canale 5 alle 18:50. Ok. Chi vuole essere milionario? Quiz condotto da Gerry Scotti. La domanda finale da €1.000.000 sarà: quanto è grande la superficie della Birmania? La risposta è 670.756.000 chilometri. Ma nominiamo tutti i programmi così, signorina, non dica i finali. Su Rai 2. In questo momento c'è TG2 Salute. L'argomento trattato è il ginocchio della lavandaia, il gomito del tennista e le criste di No, dica! Legga Rai 1, per favore, signorina. Rai 1. Vabbè, se proprio insiste. Come insisto, Rai 1. Alle 20:30. Sì. Calcio. Calcio. Champions League. Che partitone interessante per noi italiani. Cioè, cosa c'è? Mia madre lo sta registrando. Cosa c'è? Su Rai 1. Arsenal-Liverpool. Chi se ne frega, diciamolo. La partita finirà 2-1 per l'Arsenal. Ma pure la sfera di cristallo, cioè, basta, concludiamo, arrivederci. No, manca ancora Hot Zapping. Hard Zapping. No. Il canale preferito da Paolo Belli. Sì, è vero, lo abbiamo guarda controllato sempre. La sua scheda di Sky, ha esattamente €1.300.000 di addebito. Ah sì, su Hot Zapping, solo porno, guarda. Vabbè. Stasera tardi, ma molto tardi. Basta, finiamola. Andrà in onda il film. Io la finirei qua. Il film hard. Il nano unto. Bene. E anche la signorina Buonasera è passata di qua. Signori, è qui con noi già da un minuto, è arrivato durante la signorina Buonasera. Eccolo qua in tutta la sua bellezza, in un completo tiro sportivo, a 3 righe, quindi già avete capito come è vestito, Signori, Paolo Belli! Grande Paolo! Paolo, buongiorno! Buongiorno Paolino. Che stai facendo? Il pallone. Che stai facendo? Sto camminando, l'arancino con le gambe. L'arancino con le gambe. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ormai chi non conosce Signore, Marco, vi salutano tutti i titolari delle rosticcerie in zona. Sì? Li abbiamo chiamati, ma sei passato da qualcuno? Sono passato a controllare se erano tutti lì, perché era 20 giorni che mancavo da Roma, sono andato a fare i saluti. A salutare i fratelli, gli arancini. Tu, diciamo, Paolo Belli nasce a? Formigine. Formigine? Cos'è? Dov'è? Provincia di Modena. Ma dai, io pensavo fossi di... Sono originario di Reggio Emilia, cioè ho vissuto per un sacco di tempo a Reggio Emilia, adesso vivo a Ma dai, Formigine, non l'avevo mai sentito. Salutiamo tutti gli abitanti di Formigine. Come si chiama? Di fianco alla pista di Maranello, di Fiorano. Un paese tranquillo, dormono sereni la sera. Tu scherzi, ma è veramente così, immagino, io quando prova arriva... Tutto il giorno quando parli a Formigine devi parlare così in questa maniera, perché se vuoi... quando passa la paga... Hai visto è forte queste cose non... Ciao Marco, come stai? Tutto bene. Come andiamo? Sempre così. E a macchina e tu devi parlare in quel momento che la macchina è già passata. Possiamo fare una prova. Tu fai quello che parli, io faccio la macchina. Parla con Marco. E io non lo so fare quello là, però. No, tu devi fare quello che parli, io faccio la macchina. Parla con Marco. Allora Paolo, tutto bene? Sì, sono qua perché sono venuto a fare la promozione per il mio teatro che parte tra qualche come si chiama lo spettacolo? Si titola Dillo con un bacio, praticamente questa mettila nello spettacolo, è bello. Lo devi dire all'autore.
L'autore di Riso che è anche autore degli spettacoli. Uno degli autori anche Giampiero Solari, no? Uno degli autori di Fiorello è Alberto Di Risio ed è l'autore del nostro spettacolo. Sei in giro? Sì, sono in giro. Sì, siamo. Posso fare promozione? Ma fai spettacolo che l'8 martedì prossimo. Dove? Sono ad Adria, poi il giorno dopo il 9 a Mantova, Adria. provincia di Rovigo. Ah, capito, perché ce ne sono. Poi andiamo a Mantova. Il 9 andiamo a Mantova, poi il 10, 11, 12 Bologna, poi Bassano del Grappa, Monza. Mettiamo da parte un bel po' di soldini quest'estate, si lavora. Beh, insomma, facendo teatro si guadagna più a fare le convention. Ricordati, Paolo. Le convention. Questo è Bibi Ballandi, il produttore delle star. Dice bisogna farle le convention, perché con le convention ci si fa l'esperienza e anche qualche soldino da mettere da parte. Se vuoi fare il teatro, fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Ma le convention falle, ti conviene. Bibi, ti voglio bene, facciamo un applauso a Bibi. Certo. Senti Paolo, andate a vederlo veramente, poi non ve ne pentirete, passerete una serata veramente, i ragazzi, ecco, se vi capita, andate a vedere, portate i ragazzi a fare. Siete miei ospiti, naturalmente. Ma veramente, poi a parte musica per 2 ore, c'ha quei fiati che strombazzano a destra e a manca. Ecco, io qui ti voglio. Non ti ho mai sentito cantare nella mia vita, mai, una canzone lenta. Una canzone, sei sempre lì, una cosa serena, che uno si mette solo col pianoforte. Guarda, io qui c'ho il macaco suonante che ti lascia l'albero, lei è il pianoforte. Adesso ti abbiamo preparato un testo. Quale avete preparato? Perché io non me lo ricordo quale cosa leggi di lento lì? Nessuno di fa lento niente. Non c'è niente qua. Io me ne vado, ti giuro me ne vado oggi, il programma finisce qua. Proprio oggi che ci sono io. Sì, cosa avete preparato? Niente. Che vengo a fare io la mattina qua alle prove? Senza fine. Ce l'hai il testo? Fammi la cortesia, aiutami tu Paolo Belli. Inventalo, tutto organizzato, tutto pronto. Ragazzi, stiamo facendo una figura. No, che è lento anche quello. No, è già veloce. Deve essere lento. È veloce, lentissimo. Prendimi il meglio, non so, di Tino Mancino, vedi tu. Le foglie morte di Leo Ferré. Esatto, qualcosa di lento. Baglioni, questo piccolo grande amore. Prego. Vai. Non la conosco. Adesso ci faccio andare il foglio. Spero arrivi il testo. Sì, arriva a te. Tu intanto fai l'introduzione un po' lunga. Te la suggerisco io, quella sua maglietta fine. Quella tua maglietta fina. Lo fa uguale, vedi, le fa la sua però. Tanto stretta al punto che bella, immaginavo tutto. Voglio vedere il valso poi. E quell'aria da bambina, non so perché. Sì. E non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo mai. È insito, e lui un certo pappalardismo. Il chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, fuoco, 4 risate, dall'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con attenzione, perché durante la canzone potrebbe cambiare l'arrangiamento. Rideva e mi teneva stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me l'avevo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire questo piccolo grande amore, adesso che sai cosa dire, adesso che voglio un piccolo grande amore. Tutto al volo, avevamo preparato, oggi ci eravamo detti, però poi ci siamo dimenticati, era senza fine, tutti se lo sono dimenticato, tranne me. Senza fine. Però vedi lui, vedi l'artista abituato alle tavole del palcoscenico, come ne viene fuori da queste cose qua? Subito. Allora,
prima in macchina sentivo, adesso chiaramente sembra che uno faccia i soliti complimenti. Prima in macchina ti sentivo che mi hai fatto dei bellissimi complimenti, e devo dire una cosa, che forse l'ho già detto anche a qualche altro giornalista, ma lo dico in pubblico. L'anno scorso, se arrivasse Fava. Vabbè, detto questo, no, vorrei dire una cosa seria. Dopo arriverà. Vorrei dire una cosa seria. Sì. L'anno scorso ho visto uno spettacolo a Mantova di Fiorello, e gli ho detto: Fiore, non pensare che io sia un esaltato. Pensavo che il mio spettacolo, dillo con un bacio, fosse il più bello che gira in questo momento in Italia. Invece devo dire che il tuo spettacolo è molto, ma molto più bello del mio. Complimenti. Non ti commuovere. No. È il tuo. No. Allora, ho detto che è il tuo. Ti ho detto che è il tuo. Ok, che cambia. Anche la tua pancia è molto meglio. Senti. Tu sei molto più bravo di me, ok? No. Sei bravo, dottore. È questo che sto dicendo. Sei bravo, non lo deve dire. Non lo deve dire. Okay. Sei bravo. Cremonesi, tocca a te. Non è vero, non tocca a te, per farti andare nel panico ancora una volta. Allora, abbiamo delle notizie. A Milano, l'Expo 2015. Attenzione, in arrivo 4 miliardi di euro per cambiare il volto alla città, che saranno così divisi: 2 miliardi per rifare il volto a Milano e 2 miliardi per rifare il volto a Letizia Moratti. Sì, ecco. Allora, tra un po', perché prima entreremo in sala di tribunale, e da tanto che non si entra. No, perché c'è un caso incredibile di un dirottamento. Tu sai che mi ha salutato davvero un signore qua fuori? Sono l'avvocato Antonio Messina. Ringrazio per tutta la pubblicità che mi state facendo. Attenzione, ecco, siamo entrati in aula, vediamo in aula. L'imputato c'è già. Vedo l'imputato, sta per sedersi l'imputato. Il giudice. Silenzio. In aula, grazie. Prego, avvocato. Prego, avvocato. Signor giudici, signori della Corte, se oggi in quest'aula ci siamo riuniti per celebrare un processo, è meglio che lo dite subito che è uno scherzo. È meglio che lo dite subito, perché così non perdiamo tempo e non ci prendiamo gioco del codice penale, ma soprattutto non insultiamo la giustizia. Avvocato Messina, c'è poco da scherzare. L'imputato è accusato di dirottamento di aereo e duplice omicidio. Aspetta. Signor giudici, ma quale dirottamento? Quel volo stava andando a Cracovia. E con tutto il rispetto per i cracoviani, sarà meglio andare a Cracovia oppure a Cuba? Certo, non fa una grinza. Perché in quel paradiso caraibico che il mio assistito, ecco qua, voleva portare tutto quanti. Infatti all'annuncio della variazione di destinazione la gente ha rumoreggiato felici. Felice è una e parola se grossa. oggi noi condanniamo quest'uomo, che cosa dobbiamo dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Di questi che mettono il cartello al negozio torno subito e si presentano dopo 3 ore? Certo, quelli sì che di questi che azionano gli spruzzi dei tergicristalli nella macchina quando stanno fermi al semaforo e fanno la doccia mentre aspetta col motorino le davanti. E del duplice omicidio che mi dice, avvocato? Quello volevo, signor giudice, io. Questi due che pare siano morti, erano gli unici 2 a non essere d'accordo, volevano per forza andare a Cracovia. Allora... E come disse Mao Zedong, colpirne uno per educarne 100. Il mio assistito ne ha colpiti 2 per educarne 250, che in percentuale è molto meglio di Mao. Silenzio, per favore, in aula. E per questo che lui, il mio assistito, li ha invitati gentilmente a scendere. Avvocato, le ricordo che l'aeroplano stava volando sopra l'oceano. Ma signor giudice, non è colpa del mio assistito se i 2 non hanno indossato il salvagente come previsto nei casi di emergenza. Ma li ha costretti a buttarsi minacciandoli con un taglierino. Ma vostro onore, ora mi sorprendo da lei. Non è colpa del mio assistito qua se i metal detector dell'aeroporto non funzionano. Certo. Che vuole da me? Se funzionassero i metal detector, la Letalia oggi non sarebbe sull'orlo del fallimento. Certo. Amici e signori della Corte della cosa. E noi, dico noi, che siamo noi per dire chi è Caino
E chi è bene? Per dire perché le hostess nei depliant sono più belle di quelle che te trovi sull'aereo. Sempre così. Chi siamo noi per dire quanto punterà Baldini sulla vittoria della Roma a Manchester? Zero. Ma voi, scusate, vi faccio una domanda. Dico, ma voi ve lo ricordate voi il film Commando dove Silvestre Stallone si butta dall'aereo in decollo dentro la valuta e poi corre a salvare la figlia rapita? Sì. Ve lo ricordate? Come no? E allora te lo ricordo male. Perché? Perché era Schwarzenegger. Ah già, è Voi direte cosa c'entra tutto questo col caso? Nulla, è per sviare un po' l'attenzione del giudice. Certo. Quindi sicuro non ci aver detto a questo punto favorevole, perché dopo tutte le minchiate che l'avvocato dice, il giudice non si ricorda più e assolto assolutamente. Prego. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Stai zitto! Ma zitto lei! Zitto che ti poteva andare peggio! Non si sono accorti che non avevi spento il cellulare prima del decollo. L'avvocato Messina. Paolo, se tu dovessi scegliere un tuo cavallo di battaglia, se tu dici guarda il mio cavallo di battaglia è questo, a parte sotto questo sole, che quello è, insomma, era una cosa tua a metà con Baccini, ma un tuo cavallo dei ladri tuo, quello che ti rappresenta, dici guarda io quando canto questa sono felice, proprio. Cioè, che sono felice o che mi rappresenta? Allora, trovane un... è troppo difficile. Ma non puoi fare finta. Allora, fai finta. La cosa che mi rende felice, che mi rappresenta, è Signorina Mambo. Signorina Mambo, che sicuramente... Si bemolle, do minore fa. Parte dal do minore. Che bello suonare. Che poi fai si bemolle. Fai si bemolle? Ok. Baby ti do perfetto, ok, stop. Baby ti amo. I love you. No, aspetta. È bello preparare un pezzo in diretta e quando do fa. Baby do sofa fa ok fa sì sol minore sì sol minore do minore fa si bemolle sempre così. Ok, fa così anche quando scusa stop. La vuoi spiegare anche a me adesso sì, com'è? Cosa vuol dire? Vai. Che te devo spiegare? No, canta. Quando voi musicisti vi parlate, fa so fu ieri sera una fa mia sorella mi fa la fa sola. Chi se la fa sul sofà, era vecchissima questa. Prego! Baby ti amo, ti dico I love you, e signorina, volevo rendezvous. E dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Baby ti dico I love you. Andiamo al finale. E signorina sol maggiore per darmi il rendezvous. E dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Ma tu. Però c'è una canzone che sta uscendo in questi giorni, una canzone mia, una canzone che io ho rifatto, tra l'altro bellissima. Quale? Ho rifatto in italiano e io so che tu la conosci. Io però mi spiace, la conosco in inglese. Lui che parla inglese tutti i giorni. No, ho capito che è Just a Gigolò, lui la fa. Ve la leggo, io sono un gigolò, un grande gigolò, grande bugia qua, vabbè. Del resto anche tu lo vedi. Di tipi come me saremo 2 o 3. Le donne cadono ai miei piedi. Tutto ciò può diventare questo. Dai. Io sono un gigolò, un grande gigolò, del resto anche tu lo vedi. Gigolò. Di tipi come me, saremo 2 o 3. Le donne cadono ai miei piedi, non lo so più fa. Ebbene anche noi, sì, noi belli, cosa vuoi? Noi che con 20 baci conquistiamo i vostri cuori regalandovi l'amore. Noi siamo soli. Io sono un gigolò e quanto gigolò vado in palestra, faccio i pesi. È vero che anche se bisogno non ce n'è, tu lo vedi. Eppure una cosa c'è, lo dico solo a te, un tarlo ce l'ho, che quando dispenso baci tutte le donne che io ho, quelle che ho avuto e che avrò, nessuna
io vorrei tanto sentire una solo. Dopo? Dopo. Cioè il maestro non si... È nel camerino. È nel camerino. E che stava a Fava? La Fava è nel camerino. Sì. Scusate, Fava è in camerino. Allora, visto che ormai l'abbiamo introdotto, complimenti per il gigolò in italiano. Sì. Finalmente abbiamo capito cosa volesse dire questa canzone che ho sempre cantato, capivo solo Just Gigolò. Pensa, invece, ma l'hai adattata o tradotta? Mezza e mezza. Just come fanno, Signori, scusate un momento. Sì. Bella, sei molto vispo oggi. Sbadigliando la febbre. Occhi alla febbre pure tu. Signori, sta arrivando. Poi per 2 volte di seguito, non è mai venuto 2 volte di seguito, attenzione, eccezionalmente. La Fava non è mai uscita 2 volte di seguito. No. Abbiamo qui con noi il maestro Paolo Fava. Piano, applauso piccolissimo. Buongiorno. Buongiorno. Non potevo mancare. Non poteva mancare. Potevo mancare, sono tra l'altro un grande amico di Paolo Belli. Lo conosce da tanto tempo. Abbiamo fatto dei programmi insieme, il primo era una gara fra migliori trombettisti del mondo. Come si chiamava? Trombando con le stelle. Ne ha fatti altri di programmi. Grandi successi, facevo il supervisore musicale, ma vecchi tempi, il programma andava in onda di sabato. Il sabato sera, come si intitolava? Trombo sabato. Perfetto, giustamente. Senta, lei ha mai suonato insieme a Paolo Belli? Lui era il leader di un gruppo dove ho prestato per un po' la mia opera. Qual era il gruppo? Miglioravo le loro canzoni. Qual era questo gruppo? Ladri di Fave. Senta, lei ha detto... Ma come? Lei suonava in questo gruppo ed era Paolo Belli ad essere il leader? Lui era molto più fava di me. Ecco, per questo. Volevo ricordare a tutti però che il 1° maggio sarò sul palco per suonare insieme a una super band jazz insieme a Stefano Di Battista. Ci sarà anche il famoso clarinettista John Pecorino, che si chiama così. John Pecorino, sì. Dunque il 1° maggio Fava e Pecorino. Esattamente, il 1° maggio sul palco, vabbè. Senta, Paolo Belli è ansioso di suonare qualcosa. A questo punto mi rivolgo perché i miei assoli poco conta la canzone che canterà, per me è uguale, qualsiasi pezzo è uguale, quindi non so cosa hanno preparato, tanto io al momento il mio orecchio di Fava sente la musica e si adatta, Noi avremmo la migliore. Maestro, avremmo preparato Mi va di cantare. Ti va di del ragazzo di colore, Louis Armstrong. Il ragazzo di colore. È venuto 2 volte a lezioni da me. Paolino, sto ascoltando te, Fiore, Marco e il maestro Fava in auricolare di nascosto in ufficio. Un messaggio che mi è arrivato adesso. Purtroppo mi dà molto fastidio. Sì, essere interrotto prima dell'esibizione. Da un SMS, una cosa che non è volgarissima per lei. No, io non ho cellulare. Mi vibra la tromba. Le vibra la tromba direttamente. E capisco che è arrivato un messaggio. Vogliamo andare avanti? La tromba fonda, vedo. Ciao, stasera son qui, mi va di cantare perché sei con me, sei migliorato. Ciao, stasera con te mi sento felice perché va più bella che mai, ricordi l'amore che c'era tra noi, bambina sì, rimani qui con me, stasera amore, la serenata ti farò, bambina senti come ride il mio cuore, vicino a te, felice perché I love you amore, sweet. Proprio jazz.
dice perché I love you amore. Ciao! Finale, grandissimo pezzo di Paolo Fava. Mi piace Fiore alla storia. Fiore mi piace perché in questi momenti, quando sì. vai a vedere dei concerti di jazz, no? Che ci sono il 95% fortunatamente di intenditori di jazz e seguono attentamente. Poi c'è quello che non ne capisce niente, allora che comincia a fare con la testa, comincia a annuire, poi naturalmente fuori tempo, sì. E proprio nel momento che non lo doveva fare mai. Prova a pensare Fava. È la felicità di questi. Sai che una volta c'è stato, non dico né nomi né cognomi, a un concerto di Carlos Santana, un mio amico stava guardando e a fianco a lui c'era una persona, lui inizia il concerto di Santana, dopo ovviamente è noto per la chitarra, Santana suona la chitarra, questo lo guarda e fa: oh, senti un po', sono 20 minuti, ma questo quando cazzo inizia a cantare? Così. Senti, c'è la pubblicità ora. Pubblicità, chi cambia canale come dice Jalappas è un truffaldino. Vai. Eros canta Antonello, 2 cori romani. Io mi ricordo 4 ragazzi. Antonello non canta Eros, ma Eros canta Antonello. Solo sai, il tempo vola. Eros canta Antonello. Antonello ha detto: ma va! Ci vorrebbe un amico per dimenticare un Ed Eros gli ha risposto: sì, Quanto sei bella Roma, buonasera. Presso tutti i rivenditori non autorizzati. Non la luna si specchia dentro al fontanone. Eros canta Antonello. Tenerezza, Il bello è che Venditti non lo sa. Io ce li ho tutti, c'è già Eros canta Lucio, Eros canta Antonello, spero che ne faccia degli altri, ma sono bellissimi, perché sentire canzoni di uno cantate da Eros Ramazzotti canta tutte bene, le fa veramente bene. Bene, oggi esce un nostro disco, lo sai, non lo sapevo neanche, non lo sapevo neanche io. No, infatti, cosa, non lo sai, esce il remix M2O version, tu sai cos'è M2O? La radio? C'è la radio quella... Ecco. Ciao, volevo salutarti, come stai, amore mio, io ti amo. Le dediche? Tutta così, okay. M2O. E ci siamo anche noi, perché tu accenderai su M2O, o magari qualcuno prende il CD M2O e sentirà questo. Ci siamo noi. Adesso voi non potete vedere, ma io, per il pubblico presente in sala, ballerò questo brano da discoteca, così come si balla oggi in discoteca. Per dire chi è Caino e chi è Abele. Chi siamo noi per dire chi è Aldo, chi è Giovanni e chi è Giacomo. Chi siamo noi? In vendita nei negozi, Suora le gocce per Fiorello, per favore. Reparto 6. siamo noi per dire chi è dolce e chi è campana. Chi siamo noi per dire chi è alto, chi è Giovanni e chi è Giacomo. Chi siamo noi?
Abbiamo mixato! Bello! Abbiamo mixato Chi siamo noi remix M2O version, inedita nei negozi e anche online. Esatto, online. Abbiamo La Stampa in prima pagina, ragazzi. Firenze caccia i mendicanti. La tua città, il sindaco di Chiara, ci dispiace molto, ma il primo della lista è Marco Baldini. Vabbè, sei di Firenze, che devo fare? Certo. Allora, visto che abbiamo qui i nostri amichetti, chiamiamoli così, Sharon, Danny, Chiara e Maria, con la Y, viene da dirtelo Maria. Tutta la vita te lo dirà ora. Adesso, signore, noi vogliamo tirar fuori dal cilindro un nostro collaboratore che oggi da qualche anno non lavora più con noi, però noi vogliamo chiamarlo a casa per voi, perché so che è uno che piace tanto ai giovani, ai giovanissimi, ed è Mucciaccia di Art Attack, che da tanto tempo che non lo chiamiamo, il grande Mucciucci. Abbiamo il telefono di casa sua, proviamo. Adesso lo chiamiamo, chiamiamo al telefono, perché se no veramente dovevamo chiamarlo. No, ce ne siamo dimenticati, dai, lo chiamiamo a casa, sentiamo se ci risponde. Non scrivo niente, ecco, sento già dei movimenti. Pronto? Ciao Giovanni. Questa è la segreteria telefonica di Giovanni Mucciaccia, il ragazzo più buono d'Italia. Sono un ragazzo così buono che quando vedo un autovelox mi faccio fare la foto anche se sono a piedi. Bravo Piero. Se hai un messaggio da lasciare, premi il tasto 1 e inizia a parlare dopo la parola fatto. Se invece sei in bagno e hai finito tutta la carta igienica costruendo una piramide di Cheope a grandezza naturale, premi il tasto 2. No. Se vuoi acquistare il manuale del fai da te intitolato Perché se bevi un litro di colla vinilica sei un pirla, premi il tasto 3. Dai Giovanni, lo sappiamo che sei lì vicino al telefono, rispondi, dai. Pronto? Sì? Ciao. Sono Giovanni. Ok. State bene? Sì. Bene, dovete aspettare. Perché? Non posso rispondere. Come mai? Purtroppo non ho ancora finito di costruirmi il telefono. Vuoi realizzare il tuo telefono fatto in casa? Segui le istruzioni di Giovanni Mucciaccia. Sentiamo. Strappa dal bagno il telefono della doccia. Fatto? Deve sempre distruggere. Fatto? Sì. Bene, adesso scendi in strada e senza dare nell'occhio ruba 1500 km di cavo telefonico. Cosa vuoi che sia? Ti do un po' di tempo. Certo, un po'. sono 1,5 chilometri. No, 1500 chilometri. Infatti. Appunto, molto tempo. Infatti sto aspettando. Ok, dai, abbiamo finito. Fatto? Ok. Benissimo, adesso ruba il nuovo computer portatile di tuo padre e con il piede di porco stacca tutti i tasti. Un reato. Fatto? Bene, ora con abbondante colla vinilica attacca tutti i tasti alla cornetta e finalmente puoi dire a gran voce: pronto? Chi parla? Oh, finalmente! Giovanni, bentornato, è da un po' che non ci si sente. Dove sei sparito? Scusa. Niente, ho fatto un piccolo intervento di chirurgia plastica. Che hai fatto? Il lifting alle mani. Ma dai, ma quale lifting alle mani? Cosa vuol dire? Perché, scusa? Poi ho avuto però un po' di problemi con la fidanzata. Vi siete lasciati? No, al contrario, ci siamo attaccati. Sono andato a letto con lei dopo aver fatto il bagno nella colla vinilica e per staccarci sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con la sega elettrica. Ah, fantastico. Me lo diceva sempre la mia fidanzata che è un ragazzo appiccicoso. Vabbè, dai, non vogliamo sapere niente del tuo personale. Torniamo a noi. Senti, ci è venuto un attacco d'arte. Hai voglia di farci costruire qualcosa? Certo, anzi, fatto? No, ancora no. No, è così, lo dico tanto per. Proprio in questo momento mi sta avvenendo un fortissimo attacco d'arte. Allora, bambini, siete pronti? Sì. Bene, prendete l'aereo, andate in Liechtenstein. Cosa vuoi che sia? E svuotate il conto corrente segreto di vostro padre. Fatto? Bene, ora prendete tutte le banconote e bruciatele con il lanciafiamme. Fatto? Perfetto, ora impastate 200 kg di cenere con abbondante colla vinilica. Fatto? Benissimo, ora entrate nella sede SNAI più vicina a casa vostra e rovesciate una betoniera di questo liquido grigio e appiccicoso su Marco Baldini che sta giocando ai cavalli. Fatto? Bene, bravi, vi siete costruito il vostro gormito sfigato fatto in casa. Bravo, grazie Giovanni. Sono Giovanni Mucciaccia, il ragazzo più buono d'Italia. Sono talmente buono che quando vado agli appuntamenti al buio ci mando sempre uno molto più bello di me. Bravo, complimenti. Grazie a Giovanni Mucciaccia. Siamo addirittura, caro Paolo Belli,
Volevo leggere altri messaggi che mi sono arrivati. Vai, messaggi, lui gli arrivano tutti i messaggi. Sì. Tu sei un SMS lologo. Purtroppo sì. Sì, perché quando soprattutto gioca la tua bella Juve. Sì, mandiamo messaggini. Come mai sei juventino? Come mai Paolo Belli? Perché voi stato in comunità? Perché voi siete tifosi di calcio, io sono un intenditore. Ecco questa. C'ha come baci Perugina, ce l'ha prestampate queste. Sì. Appena come mai sei juventino, lui tac. Allora, saluta Fiorello, digli che Salvo di nome e di fatto, oltre a venire al tuo spettacolo a Bologna, gli farà un'altra incursione presto in studio. Salvo di nome di fatto, quello che è venuto a portarti il libro. Fantastico. Altro messaggio. Il Nanu, Nanu Galderisi. Ma Galderisi, ma come no? Io me lo ricordo. Il Nanu si diverte. Ha vinto lo scudetto col Verona. Ma ce l'hai la canzone Nanu che gliela regaliamo? È la sua quella, la sua. Ce l'hai, tutto pronto al volo, dedicato a Galderisi che ci ascolta. Eccola. Che voce bella, arrivi alto, sì. Arrivi alto, sotto questo sole, quasi. Bello pedalare. Vuoi chiudere con questo? Dimmi solo una tonalità a me, dimmi. Non guardare la strofa in si bemolle e il ritornello in do. Strofa di che cosa? Senti, Cremonesi, mi fai per favore una strofa in si bemolle e un ritornello in do? Sì, ma se non gli dici cosa? Lo sa, già capito. Dai, la facciamo. Allora, parti in si bemolle, dai, parti io capisco subito che c'è. La faccio. La fanno tutta, attenzione. Vai Baciani! La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio una fotografia, facciamo la gara. La faccio finita, Fiore. Testo. Fammi il piacere. Che cosa dovrei dire io? Mi hanno sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo e chi lo sa. Si parte sul serio, dai. Partiamo da grande, partiamo da star. Sotto questo sole, bello pedalare, sì. Sotto questo sole, rossi col fiatone e sotto questo sole, bello pedalare, sì. Facciamo sudare, sotto questo sole, rossi col fiatone e non c'è neanche da bere. Lo fai il Giro d'Italia quest'anno, partecipi, tu fai sempre qualche tappa. Una notizia che mi hanno raccontato tutti, Paolo Belli, quando ha fatto il Giro d'Italia, a un certo punto si è lasciato prendere un po' dall'entusiasmo, fatemi provare, ha fatto 10 metri, hanno chiamato il medico, non sto scherzando. Sono svenuto. È svenuto dopo 10 metri. Sai, quando si parte per la cronometro, partono tutti da una discesa di 10 metri per avere già la spinta, no? Ho fatto la discesa e ho chiamato Alberto, Mauro, boom, sono caduto svenuto. Che bella. Sono dei momenti in cui non esserci è veramente... È vero. Sentiamo gli spostati? Sì, un attimo solo per gli spostati, perché volevo ieri, purtroppo ieri c'era... Striscia la notizia, poi c'era la partita della Roma e il confronto ce lo siamo persi, però no, io l'ho visto tutto. Si è vista sta scena del tecnico che è entrato appena finito vedrai che Striscia la notizia stasera ci faranno un'ora, si è visto il tecnico, Berlusconi si è alzato, grazie, buonasera, se n'è andato, hanno dimenticato la telecamera credo accesa un po', e si vede il tecnico che toglieva un cuscino dalla sede di Berlusconi. Ma si è visto proprio meraviglioso. La notizia, Bonaiuti smentisce, non era un cuscino, era Sandro Bondi. Arrivano altre notizie, quella cosa che abbiamo detto prima su Paolo Fava al 1° maggio, adesso si è scatenata una cosa.
non so se potrà venire al 1 maggio. Tra l'altro mi dicono che presenta Claudio Santamaria, che noi abbiamo avuto ospite. Sì. Santamaria, avete capito chi è? L'attore, Santamaria, quello che ha fatto Rino Gaetano. Esatto, bravo. Ok, presentatore, ma lo vedo bene come presentatore, sì, sai? bravo, affiancato sarà da solo, chi lo sa. Stanno cercando? Bene, facciamo il casting per il 1 maggio. Sì. Se volete qui. Sì, chi è? Giusto. Vediamo se ci arriva, Baldini. Chi affiancherà Santamaria? 2 ragazze. Paola e Chiara. No, chi Santa Pina e Santa Nina. Sì, Santa Pina. Santa Nina e la Pinta. Mi ricordavo male. Vabbè, è arrivato Cremonesi. Santa Nina e Santa Pinta. Come bruciare una battuta. C'aveva azzeccato ma l'ha bruciata. La Nina e la Pinta. Con l'accendino, ha preso la comicità e l'ha bruciata proprio. Perché se tu dicevi, sai che affianca Santa Nina? La Nina la Pinta, poi un minimo si poteva anche ridere, ma sulla Santa Nina e la Santa Pinta niente risate. Ma d'altronde lui fa il musicista. Certo. Paolo Belli, grazie di cuore. Devo ricordare qualcos'altro, ragazzi? No. Vi invito, se volete venire a teatro, con gratis, un bacio. Allora, dillo con un bacio. C'entrano i bacetti quelli che fai? No, è uno spettacolo molto divertente, un 50% di musica, 50% di risate. La musica l'ho scritta io, le risate le ha scritte Alberto Di Riso. E allora veramente si piangerà. Sì, molto. Non è vero. Vi invito tutti quanti, naturalmente siete miei ospiti, tutti. C'ha un'orchestra, guarda, bravi, il ragazzetto lì, come si chiama? Il DJ. Tutti, il DJ. Allevi, sembra Allevi il DJ, sembra Allevi che mixa. Quello è. Bene, abbiamo concluso. Spostati. Sì. Ciao ragazzi, ciao. Come state? Bene, voi? Sì, ciao Paolo. Ciao, come state? Bene. Scusate se faccio gli affari miei, ma c'è una ragazza che mi ha fatto un segno, una cosa importante. Sì, da prendere. Sono pasticcini? Per me? Spostati, mi hanno regalato dei... per Fiore. Senti, chi avete oggi ospite? Oggi abbiamo... Grazie. Oggi abbiamo una promessa della musica italiana che viene da X Factor. Li conosco tutti. Silvia Aprile. Ve la presentiamo. Guarda, noi ne abbiamo parlato, è ospite da voi, ma noi ne abbiamo parlato il giorno dopo. Che bello. Ciao Silvia, come stai? Ciao Fiore, benissimo, che complimenti, bello. Complimenti. Guardavo il programma con mia moglie, sai che ha detto? Adesso non vorrei portarti sfortuna, però mia moglie ha detto, appena ha sentito questa vince X Factor, così, subito, ma è brava. Ha cantato Why. Senti, la musica ti arriva in tempo a noi, a tempo ti arriva, senti? Sì, sento. Tu conosci Why, Cremonesi? Conosci? Allora, si può fare una cosa a distanza se gli spostate per me? Sì. Come no? Why a distanza, Silvia Aprile direttamente da X Factor. Joy that some spread. These are the tears we shed. This is the fear, this is the dread. These are the contests of mine, and these are the years that we've spent. And this is what they represent, and this is how I feel. Do you know how I feel? 'Cause I don't think you know. I don't think you know what I feel. Silvia, grazie. Dai. Ragazzi, brava. Spieghiamo ai radioascoltatori che Silvia è in un altro studio e noi suonavamo dal nostro studio. Sì, ma hanno messo il disco di là. Baldini non ci scommettete. Tra l'altro noi abbiamo anticipato i tempi, vogliamo ricordarlo, di Silvia Aprile ne abbiamo parlato a marzo. È vero. Noi siamo ad aprile. Siamo ad aprile. No, complimenti, veramente complimenti. Devo dire anche altri sono molto bravi lì in quel programma. Non si capisce come mai questo programma non riesca a decollare, eppure il materiale c'è, dei bravi cantanti. Bah, chi lo sa. Dovete prendervi a schiaffi un po' di a male parole. Come dice Paolo. Prendiamoci a schiaffi, fottiamo il pubblico, freghiamocene. Vabbè. Allora, ciao, spostate, divertitevi. Allora, Silvia, attenta a quello che ti dicono quei ragazzi, soprattutto se ti dicono andiamo fuori dallo studio, andiamo in bagno un attimo, non ci andare. Non vado in bagno con sconosciuti. No, vabbè, ma spiegate, perché siccome loro sono reclusi e non sanno niente
di quello che sta succedendo? Ho capito. Vabbè, non sappiamo niente. Spiegateglielo voi, scusate, noi avremmo chiuso, capito? Va bene. Allora, grazie, ringraziamo tecnici, autori, musicisti, registi, curatori, direttori, i nostri amici. E scusate, ho dimenticato, volevo ringraziare, purtroppo dov'è Testarmata, tu che leggi meglio di me, la città dei ragazzi. Siete qua? Dove siete? Eccoli, la città dei ragazzi. Allora, adesso vi dico di cosa si occupano, sono qua, diciamolo in chiusura di trasmissione, era tutto qua, ma poi alla fine non si capisce come mai, è vero? Tu che dici? Non si capisce come mai, però ce avevamo tutto un... Beh, a sto punto vi rubiamo altri 2 minuti. Nel frattempo che tu cerchi le cose, Fiore, permettimi di ringraziare Fiorello e Marco Baldini, che sono sempre molto carini nei miei confronti. Salutiamo Marco Melis, dai, che è il nostro amico, ci sta ascoltando in macchina. Scusate, facciamo prima, date un microfono. Esatto. Grazie. Chi è che parla dei ragazzi? Chi è che parla? Sono Carmine Chirico Pisacari, uno dei responsabili della comunità educativa Città dei Ragazzi di Roma. Di cosa vi occupate? Dal 1953, sì, da quel dì ci occupiamo di ragazzi con problemi di famiglia e con un disagio psicosociale. E quindi abbiamo delle comunità educative. Eccoli qua, questa è una rappresentanza, abbiamo 60 ragazzi divisi nei gruppi appartamenti. Bello questo, Quindi volete dare un numero di telefono, magari sai qualcuno a... Come no, 06 da chiedervi. Il nostro centralino è 06 656651. Se mi permetti, Fiorello, do anche il sito internet. Tanto è l'orario quello dei spostati. Grazie. No, scherziamo, prego. www.citrag.it citrag.it. Sì, mi puoi dire tutto lo statuto, me lo leggi? Ce ne andremo domani. Scherziamo, grazie di essere venuti. Scusate se alla fine ho visto. Va bene, noi abbiamo spostati, ci siete ancora? Come no? Niente, era così. Vogliamo stare un po' senza fare nulla, in silenzio, vi rubiamo tempo? Sì, bello. Ma voi la farete cantare Silvia Aprile? Come fate senza orchestra? Bella domanda. Silvia, te la senti di suonare, di cantare a cappella o no? Va benissimo, io suono e canto come volete. Incredibile. Ma invece, scusate, mandateci Cremonesi. No, visto che ce l'avete lì, siamo ormai in questa sinergia. Allora, vi mando, te lo dico io chi vi mando. Chi ci mandi? Vi mando il Compress con la chitarra acustica. Che è contento di stare un'altra oretta in radio. Immagino. È stato già qui da stamattina alle 9. Dai, vai dagli spostati con l'acustica, però possiamo aspettare che il Compress arrivi lì con l'acustica? Sì, dai. Veloce, Compress, attenzione. 20 secondi. Nel frattempo fai una musica delle comiche cremonesi, guarda, senti a me cremonesi. Fai il macaco cremonese. Dai. Nel frattempo fai qualcosa, ecco. Uno stacchetto che duri. Allora signore, attenzione, il Compress se fa una cosa veloce va bene, è lentissimo, niente, è lentissimo, è una cosa da prendere a testate, ragazzi. Sta camminando alzando le braccia al cielo, lui pensa, salutando il pubblico, dicendo ehi, sto andando di là, corri, Cagneri! Ecco, attenzione, sta correndo. Il nostro chitarrista è partito alla volta dell'U3, però bella questa commissione di studi radiofonici. Grazie Cremonesi, se mi fai lo stesso giro per 20 minuti mi viene il mal di testa. Ci spariamo. Eccolo, è arrivato, accompagnato. Prego. Aspetta. Sei arrivato? Facci sentire la chitarra? Sì, vieni. Un po'. Ma che deve accordare? Eccolo. Perfetto. Attenzione, il notaio che aveva un appuntamento con il nostro chitarrista ascolta la radio e dichiara: allora va bene il mese prossimo? Allora, casomai aveste bisogno di un accordo, di una musica, avete lì il Compress, ok? Va bene? Sì, anche Ciao. perché poi Silvia ha cantato Come tu mi vuoi oltre a Why. Sì. Come tu mi vuoi, a Compress la fa benissimo. Eccola. Va bene. Vai. Ciao. Ora la fanno tutta. Basta? Sì, wise era me. E basta per lei, capito? No, perché è troppo basta, Fiore, facciamolo insieme. No, ma noi vi lasciamo, noi sfumiamo, noi vi lasciamo, ciao. e vanno in onda gli spostati. Ciao.